Siamo al termine di ACF Arezzo Brescia, nella sala stampa dello Stadio Comunale Città di Arezzo, insieme al capitano dell'Arezzo Costanza Razzolini, autrice del gol del momentaneo pareggio. È stata una partita pirotecnica, poteva finire 10-10, si diceva in tribuna. Sì, sicuramente penso che noi abbiamo fatto una partita forse migliore di loro, meritavamo qualcosa di più. Quello che il rammarico sta nel non aver concretizzato magari determinate occasioni, mentre loro invece sono state probabilmente più brave nel portare a segno le poche occasioni, se non le uniche occasioni che hanno avuto. Senti, da tabellino, non so se il gol verrà segnato da te, perché di fatto la palla poi è sbattuta nel palo e nella schiena del portiere, ma te lo senti tu quel gol? Sì, dai, alla fine il tiro l'ho fatto io, poi come sia finita dentro poco conta, quindi me lo sento mio. Brescia è una squadra che da molti anni comunque milita in questa serie e voi siete riusciti quest'oggi a tenere di testa, non solo, anche come dicevi tu, a creare diverse occasioni da gol. È stata la concretezza che poi è stata la differenza rispetto a loro. Sì, credo che probabilmente la differenza sia stata quella, perché penso che alla fine le occasioni nitide ne abbiamo avute più noi e non siamo state brave in più di un'occasione a concretizzarla e quindi hanno avuto più bravura in quel frangente a segnare. 5 partite al termine di questo campionato di Serie B, un bilancio tuo personale di squadra finora. Ma di squadra sicuramente potevamo fare di più, soprattutto nella prima parte di campionato. Abbiamo lasciato tanti risultati e tanti punti in giro per gli stadi d'Italia. A livello personale sono abbastanza contenta, però comunque si può fare sempre molto molto meglio. Ci ha raggiunto Sofia Pasquali, attaccante del Brescia femminile e autrice del secondo gol che di fatto vi ha regalato i 3 punti. Prima cosa, a chi è dedicato il gol e come è nata l'azione? Il gol lo dedico a tutte le mie compagne, a tutto lo staff, a tutta la squadra, perché è una vittoria che cercavamo da tempo e ci serviva. E siamo contente anche perché questo gol, se non mi ricordo male, esce da una palla inattiva su cui noi lavoriamo tanto. E niente, lo dedico alla squadra, a tutte le mie compagne, a tutto lo staff. Tra l'altro una partita molto difficile che fino al 93esimo è stata in bilico, una gara anche dall'intensità alta. Sono stati gli errori in fase offensiva o sono stati bravi i portieri secondo te a decidere poi di fatto l'incontro? Beh, da parte nostra sicuramente dobbiamo essere un po' più ciniche davanti alla porta e questo lo sappiamo, dobbiamo lavorarci. E una buona parte hanno fatto anche i portieri, soprattutto anche Tasselli, il nostro portiere, è stata molto brava e niente. Quindi mi pare di capire che è il gruppo poi che spicca nel Brescia, abbiamo parlato prima anche con il vostro vice allenatore, un gruppo che dove può arrivare secondo te in questo campionato? Mancano 5 partite, i giochi sono quasi conclusi anche se ci sono ancora 15 punti a disposizione. Noi come squadra ci crediamo tanto nelle nostre potenzialità e siamo una squadra che è veramente unita. Lavoriamo tutte le settimane per raggiungere sempre i 3 punti e noi ci proviamo. Ci ha raggiunto Francesco Castellani, vice allenatore del Brescia femminile, una vittoria importante quest'oggi qua ad Arezzo. Sì, è una vittoria molto importante, c'è da fare i complimenti sicuramente alle ragazze. Il mister ci tiene molto a questa cosa, sono qui io non a sostituire il mister ma come delegazione dello staff e da parte di tutto il gruppo perché tutte le settimane lavoriamo tanto, lavoriamo con molto impegno, le ragazze, lo staff e quindi sì, ci si teneva oggi a dare merito alle ragazze in primis ma al lavoro di tutti quanti e è stata una partita tosta, dura, delicata e siamo contenti di averla portata a casa. Ecco, ne parlavamo anche con le giocatrici di Arezzo e mister Leoni, allenatrice della CF Arezzo, è stata la concretezza, la differenza sostanziale, l'elemento che vi ha dato la possibilità di tornare a Brescia con i 3 punti? Sì, forse sì, non lo so, non ne sono sicuro, riguarderemo la partita. Sicuramente abbiamo fatto una partita forte, tosta, come diciamo noi sempre. E l'Arezzo è una buona squadra, ha una buona qualità, facciamo i complimenti anche a loro. E forse ci abbiamo anche creduto un po' di più, abbiamo sofferto alla fine, ma
si è vista proprio, forse sì, forse come dice lei, la concretezza di voler portare a casa il risultato fino alla fine. Mancano 5 partite al termine di questo campionato di Serie B nazionale, legato chiaramente al calcio femminile. Un bilancio sin qui di questa stagione e come volete concludere il campionato? Il bilancio lo faremo a fine stagione, la prossima partita che ci aspetta è nella nostra testa. Ora torniamo a casa, domani riposiamo, martedì iniziamo a lavorare pensando poi alla prossima, step by step, è la nostra regola. Siamo con mister Ilaria Leoni, allenatrice della CF Arezzo nel post partita della gara vinta dal Brescia 2-1 appunto contro le ragazze Amaranto, una partita con un'intensità alta dal primo al 93esimo minuto. Sì, l'intensità è stata alta da entrambe le squadre, però c'è tanto rammarico perché comunque dopo tanto eravamo a giocare qua, in questo stadio, e abbiamo, possiamo dire, fatto quasi la partita noi, però se non si butta dentro la palla è normale che poi dopo le avversarie se la mettano loro dentro fanno 3 punti. Tra l'altro Nardi, autrice anche di diverse parate importanti, nel classe 99, è un portiere non di esperienza ma di affidabilità in questo caso. Sì, Carlotta è molto brava come portiere, gli ho chiesto di stare molto alta e lo sta facendo molto bene e secondo me poi ne trova anche vantaggio come oggi. È normale che poi negli ultimi minuti abbia fatto qualche parata in più, ma perché perdevamo e ci siamo un po' sbilanciate per andare alla ricerca del risultato. Come ho detto prima, purtroppo c'è tanto rammarico perché si dovevano buttare più dentro le occasioni fatte e comunque poco realizzate, insomma. E quindi mi dispiace perché per i tifosi non è bello, insomma, perdere 3 punti in questa maniera. Settimana scorsa una prestazione importante contro il Freedom, oggi un'altra grande prestazione, al di là del risultato che poi non è arrivato rispetto alla settimana scorsa. Dove può arrivare Arezzo in queste ultime 5 partite che mancano al termine del campionato? Allora, sicuramente in primis ci dobbiamo salvare, la salvezza è il nostro primo obiettivo, poi come ho detto alle ragazze dobbiamo sempre osare e quindi dobbiamo cercare di fare più punti possibili e guardare sempre in alto. Questa squadra ha un potenziale e secondo me ha anche un bel potenziale, però bisogna anche che le ragazze devono imparare a sfruttare le loro caratteristiche e quindi ora in settimana già inizieremo di più a andare solo sulla finalizzazione perché alla fine ora è quello che manca, finalizzare. Ultima domanda, come sta Sofia Lorieri che è uscita al 30° del primo tempo in barella? So da una compagna che si è lussata la spalla, quindi credo che almeno 20 giorni, credo, di prognosi purtroppo li avrà. Le faccio un grosso in bocca al lupo e spero che torni presto in campo perché l'aspettiamo, è un pezzo importante della nostra squadra.